una settimana dalla grazia concessa da Mattarella, esce dal carcere l'ex guardia giurata che a Bedelago aveva sparato al ladro in fuga uccidendolo. Fuori dall'istituto penitenziario le lacrime e gli abbracci di gioia. Presentato il nuovo piano parcheggio di Treviso, oltre 500 stalli in più da qui ai prossimi 3 anni, rivoluzione che cambierà il volto della città, dice l'assessore De Checchi. È morto a 89 anni il leggendario illustratore che con i suoi manifesti ha raccontato la storia del cinema, dai capolavori italiani a quelli di Hollywood. Clamorosa contestazione al presidente Luca Zaia oggi a Palazzo Balbi. Durante il punto stampa l'opposizione ha fatto un blitz lamentando la sua assenza per l'ultima seduta del Consiglio regionale. Atteso l'annuncio di Meloni, Salvini, Tajani sul candidato governatore del centrodestra in Veneto Stefani, pronto all'investitura. Intanto a Ring Flavio Tosi conferma vicino a essere capolista in tutte le province. Secondo colpo in pochi mesi in un bar che ha aperto i battenti a gennaio a Villorba, danni ingenti, la rabbia della titolare, basta accanirsi su di me. Aveva sistemato nel garage a Carbonera un vero e proprio outlet di merce contraffatta, valore sul mercato 100.000 euro, denunciato un pensionato. 100 opere per 91 milioni di euro, questo è il bilancio della provincia sul fronte delle infrastrutture tra ponte e rotatorie. Spunta la proposta di gestire anche la realizzazione del nuovo ponte di Vidor. Continua la polemica sulle parole del comico romano che domenica in ha definito i veneti ubriaconi. Il consigliere leghista Sandonà parla di diffamazione e chiede che venga estromesso dai programmi RAI. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati, il telegiornale di Treviso, questi dunque i titoli. E allora, partiamo con il telegiornale. Erano da poco passate le 18, si sono aperte le porte del carcere di Montorio Veronese ed è uscito Massimo Zena, una settimana dalla concessione della grazia da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un momento di grande commozione per l'ex guardia giurata di Cittadella, per la moglie Franca, gli amici e i familiari. Zen era stato condannato a 9 anni e 6 mesi di reclusione per omicidio volontario. Era il 22 aprile 2017 quando l'uomo uccise, lo ricorderete, Manuel Maior, il ladro giostraio che stava fuggendo insieme ad alcuni complici dopo un tentativo di furto. Quindi poco dopo le 18 l'uscita dal carcere e a registrare le prime sensazioni, le prime emozioni di Massimo Zen e della moglie Franca c'erano Luisa Bertini e Simone Squarcina. Guardate. Fa caldo, è finita e basta, mi interessa curarmi, cosa essenziale, e poi un po' alla volta riprendere in mano tutto quanto e stare con mia moglie. Qual è la prima emozione? Caldo. No, essere fuori da qua e tornare a casa, da quello che avevo lasciato. Se l'aspettava questo epilogo? Sì e anche no, è stata una bella battaglia, c'è voluta la salute per ottenerla, la vittoria, però alla fine sono fuori. Questi 30 kg mancanti? Se non puoi mangiare per problemi di salute 30 kg li perdi. Non sono pochi 30 kg. In tutto questo tempo ci sono state tante persone che hanno creduto in lei, sua moglie in primis. Sì, lei devo ringraziarla perché lei è la mia forza. E poi ho visto che i veri amici sono rimasti. Ho fatto un po' di pulizia, farò un po' di pulizia attorno a me, questo è servito anche a questo, è servito a fare un po' di pulizia attorno. Adesso una volta tornato a casa, quali saranno le prime cose che farà, le prime cose a cui penserà? Beh, intanto rivedere tutta la famiglia, vedere mio papà che sta male e poi curarmi e poi ricominciare a lavorare. Adesso si guarda un po' al futuro, obiettivi? Obiettivi, riprendere in mano tutti i progetti che c'erano prima di entrare, che non sono pochi. E devo finire anche a studiare alcune cose per un progetto. Ce ne dica qualcuno? C'è il discorso dei cani in ballo, devo finire a fare gli esami come educatore cinofilo, c'è l'attività che ho lasciato, la palestra, però in primis si viene la famiglia in tutto e poi tutto il resto. Quando c'è stata la concessione di grazia, qual è stata l'emozione, la prima cosa a cui ha pensato, insomma, l'incredulità forse? Io sono salito dal canile alle 7:20 e non lo sapevo. Lo sapevano tutti fuori che io, lo sapevano. Sono arrivato su, me l'hanno detto e poi ho visto il telegiornale, ci speravo, era l'ultima spiaggia collegata alla salute, per cui adesso
è finita. Non ci ha creduto subito? No, no, ci ho messo un po' a crederci. Ho dovuto rivederla più di una volta, ho dovuto. Io chiederei qualcosa anche a sua moglie, perché in tutti questi anni è stata sempre presente anche con noi. Finalmente abbiamo finito una lotta che è stata lunga, faticosa, ma in due si supera tutto. Adesso l'auspicio per il futuro, lasciarsi tutto alle spalle. Ci lasceremo sicuramente, cercheremo di lasciarci alle spalle, sarà difficile, sarà un po' dura, però dai, ce la facciamo. E la sua di emozione oggi? Beh, incredibile. Io ero abituata a coccolarmelo anche dentro, però un conto è dentro le due mura, un conto è fuori che so che viene a casa con me. Adesso le prospettive? Prospettive, la vita normale, che è una grande cosa. Non vedo l'ora di tornare a fare la moglie, quella che alla mattina va a lavorare e brontola contro il marito. Con queste risate che ovviamente contrastano con il dolore di tanti anni di attesa, le emozioni raccolte, lo ricordo, da Luisa Bertini e Simone Squarcina. Fra poco torneremo alla cronaca, prima però andiamo a Treviso perché c'è da raccontarvi l'importante piano parcheggi per la città che secondo Casugana ridisegnerà il volto della città nei prossimi 3 anni. Sono molti più parcheggi, molti più stalli, molta più accessibilità. Parliamo di 4 parcheggi in struttura, alcuni completamente nuovi e mai immaginati. Una rivoluzione attesa dalla città da 25 anni che promette l'assessore De Checchi da qui ai prossimi 3 anni cambierà il volto di Treviso. Il nuovo piano parcheggi nasce dall'accordo tra Casugana e Parcheggi Italia, la concessionaria per la realizzazione di parchi in struttura. Una risposta al fabbisogno di stalli, visto l'allungamento dei tempi per la realizzazione del progetto in Piazza Vittoria. Con questo progetto porteremo 500 stalli completamente nuovi a ridosso della cinta muraria e 200 all'interno della cinta muraria con il Cantarane. Il primo step riguarderà via Foscolo, dove verrà creato il più grande parco in struttura della città, con un piano terra e un primo piano, passando dagli attuali 200 stalli a 460, tutti gratuiti. Conclusione lavori entro il 2027. Una volta completato questo, si passerà al progetto dell'ex patinodromo, che verrà completamente riqualificato e ultimato entro il 2028, con la realizzazione di 360 posti auto. Da 100 a 200 invece gli stalli che saranno ricavati entro il 2027 al Cantarane. Sempre entro il 2027 il completamento dell'intervento in via Dandolo con 150 parcheggi. Un piano da 18,5 milioni di euro. E a proposito di risorse finanziarie, visto che il parcheggio patinodromo non sarà più interrato ma a raso, Parcheggi Italia ha rinunciato al contributo pubblico di 2,6 milioni di euro. Potranno essere destinati a realizzare le altre strutture. Intanto nelle prossime ore tornerà a disposizione dei cittadini il Parc Miani, momentaneamente gratuito per consentirne la riapertura, in attesa che il Comune valuti se gestirlo direttamente o affidarlo a terzi. In questo quadro, ribadisce nuovamente l'assessore De Checchi, il progetto di Piazza Vittoria non viene accantonato ma solamente posticipato. In concomitanza con questo progetto terremo strettamente monitorato il fabbisogno e lanceremo eventualmente un nuovo progetto sul Parco della Vittoria che sia più coerente con l'esigenza della sosta. Un piano completamente diverso da quanto era stato previsto durante l'amministrazione di centrosinistra, che prevedeva, spiega De Checchi, la realizzazione del Parco Cantarane e di un parcheggio interrato al patinodromo. Aveva come corollario un qualcosa che noi abbiamo sempre ritenuto inaccettabile: l'eliminazione di gran parte della sosta blu nelle aree limitrofe ai parcheggi e soprattutto il vincolo ad aumentare progressivamente la tariffa. Questa è una cosa che noi non volevamo in assoluto ed è per quello che con questo accordo siamo riusciti a portarci a casa anche la possibilità di gestirci completamente autonomamente le politiche della sosta. Il nuovo piano parcheggi intende aprire la strada a futuri nuovi passaggi per la Treviso di domani. Ulteriori stalli che ci consentiranno peraltro di avviare tutte le politiche sulla pedonalizzazione. E intanto Treviso piange la scomparsa di un trevigiano davvero leggendario. Renato Casaro è morto a 89 anni, ne avrebbe compiuti 90 il prossimo 26 di ottobre. Il più grande illustratore italiano, l'uomo che con i suoi manifesti ha davvero disegnato il cinema tra Italia e Hollywood. La ultima sua intervista
proprio il 5 settembre scorso ai nostri microfoni. I funerali venerdì alle 15 in Duomo. È stato per me un grande piacere, ma soprattutto una sorpresa essere interpellato da Tarantino, che è un collezionista di immagini e soprattutto di miei manifesti, che li tiene in casa. Questa è l'ultima intervista a Renato Casaro, realizzata lo scorso 5 settembre durante l'inaugurazione della mostra a lui dedicata al Museo Salce di Treviso. Il grande illustratore commentava la dedica che gli aveva fatto Quentin Tarantino in occasione del film C'era una volta Hollywood. Quel giorno era presente anche Gianni Garco, che per anni aveva vestito i panni di Sartana. L'attore parlava così dell'arte di Casaro. Renato non coglieva soltanto la fisionomia semplice dell'attore e dell'interprete, ma dentro l'anima del personaggio. Immagini e parole che raccontano cosa ha rappresentato per il mondo del cinema e non solo la figura di Renato Casaro, morto improvvisamente all'ospedale di Treviso, dove era ricoverato da qualche giorno per una polmonite. Classe 1935, è considerato il più grande illustratore italiano. Con i suoi manifesti e locandine ha raccontato la storia del cinema dall'Italia fino a conquistare Hollywood, con migliaia di opere per Francis Ford Coppola, Quentin Tarantino, Franco Zeffirelli, Claude Lelouch e tanti altri. Particolarmente forte la sua collaborazione con Sergio Leone, per il quale realizzò quasi la totalità delle locandine dei suoi film western. Renato, punto di riferimento per il mondo del cinema a livello mondiale, cittadino trevigiano, aveva anche collaborato con l'amministrazione comunale in tanti progetti, dalla sua mostra alla candidatura alla capitale della cultura, quindi una grandissima perdita per la città di Treviso, per la nostra comunità e per tutto il mondo cinematografico. Porto con me un ricordo di una persona straordinariamente umile che ha lasciato il segno non soltanto attraverso i suoi manifesti, ma anche attraverso la sua grande umanità, professionalità, serietà e sensibilità. Una passione, quella per il disegno, che Casaro aveva coltivato sin da giovane, imparando da autodidatta l'arte che lo porterà ad essere conosciuto a livello internazionale, girando il mondo per poi tornare nella sua Treviso, dove qualche mese fa gli era stata intitolata una sala all'interno del Museo Salce, riconoscimento che raccontava così. Girato il mezzo mondo, però oggi sono tornato qui a Treviso e quindi sono onorato che mi abbiano dato questa possibilità. La sua Treviso, che ora è pronta a ricordarlo nel modo migliore per una figura come la sua. Ma idee con lui ce ne sono davvero tante, anche perché la sua morte è arrivata improvvisamente e avevamo tanti progetti in piedi con lui, e credo che dar seguito a qualcuno di questi progetti potrebbe essere un modo giusto per ricordarlo, però penseremo anche a qualcosa di più grande. La politica, ma ci spostiamo a Venezia con il clima tesissimo questa mattina a Palazzo Balbi, dove il presidente Zaia è stato pesantemente contestato dai consiglieri regionali di opposizione, che gli hanno chiesto ripetutamente conto della sua assenza in aula proprio mentre si votava l'esercizio di bilancio provvisorio. Guardate. Altre domande? Prego. Ci eravamo preoccupati che avesse trovato traffico dal Balbi a Palazzo Ferrofini. Noi siamo in consiglio regionale, non so se lo ricorda quell'aula. Oggi è l'ultimo consiglio della legislatura, dobbiamo approvare l'esercizio provvisorio. A fine settembre le abbiamo chiesto di essere presenti a questa discussione e lei non solo neanche questa volta, come altre 180 volte su 200, non era presente. Rispetto per i veneti, il rispetto per i 5 milioni di veneti dov'è? Il bilancio in 12esimo dopo 20 anni, il rispetto dei veneti dov'è? Con un autentico raid, i consiglieri regionali di opposizione irrompono a Palazzo Balbi. Zaia sta presentando un finanziamento a dei palazzetti del ghiaccio esattamente in contemporanea alla seduta del Consiglio regionale che metterà il Veneto in esercizio provvisorio di bilancio, una modalità che limiterà le capacità di spesa per i prossimi mesi. Se il Presidente non si presenta in aula neanche in questo caso, dicono i consiglieri di opposizione, andiamo noi da lui. Il clima è incandescente. Sta facendo una conferenza stampa sullo stanziamento di 18 mesi che abbiamo approvato con bilancio di previsione 18 milioni di 8 mesi fa. Non c'è nessuna novità o urgenza. Se si va a votare il 23-24 di novembre, mi volete spiegare
Come si fa a votare il bilancio prima delle elezioni? Si poteva votare il 20 settembre, come 5 anni fa, per fare un bilancio. Ha deciso lei di votare a fine novembre? È lei che ha detto la data. Ho deciso io di votare. Serve questa responsabilità. I consiglieri di opposizione invitano ripetutamente Zaia ad andare con loro in Consiglio regionale, offrendogli un passaggio sul motoscafo che hanno utilizzato per arrivare. Se lei stamattina era in Consiglio regionale, noi non avremmo disturbato nessuno. Pensa che prendi il mio stesso stipendio, Zanoni. Infatti eravamo in Consiglio. Ma scusa Chioggia. Stiamo Montanariello, Presidente, non Chioggia. La prima volta ho fatto in una. Secondo, se mettete davanti sembra essere Ciosotto, io ti ho chiamato Chioggia. Consigliere Montanariello. Scusi consigliere Montanariello, la sceneggiata oggi l'hai fatta, anzi l'ha fatta, ti do anche del lei. Comunque se c'è sicura di venire noi l'aspettiamo là. Te l'ho già risposto, la terza volta mi incazzo. Va bene? Te l'ho già detto. Si incazza di cosa? Ma si incazza di cosa? Noi stiamo Penso che la sceneggiata sia sufficiente. Questa volta si incazza, cosa vuol dire? Mi spieghi? Siamo noi che siamo incazzati. Alla fine ognuno rimane sulle proprie posizioni in un incontro che ha scavato un ulteriore solco tra due visioni politiche diametralmente opposte. Zaia resta a Palazzo Balbi mentre i consiglieri riprendono il motoscafo per Palazzo Ferrofini. Consigliere Montanariello, grazie. Consigliere Camani, buongiorno. Grazie. Scusate, ma devo andare avanti, abbiamo degli ospiti che sono bravi, fate bene. Buongiorno Masolo. Lo diceva Filippo Fois nel servizio, un solco molto ampio fra le due parti. Perché oggi siete andati da Zaia a Palazzo Balbi? Ma oggi all'ordine del giorno del Consiglio regionale c'era l'esercizio provvisorio di bilancio che vincola i primi mesi del prossimo anno a delle spese in dodicesimi, quindi mette molta rigidità nell'utilizzo dei fondi regionali. Questa è una decisione importante e la responsabilità politica di questa scelta è di Luca Zaia. Discuterlo in Consiglio ci sembrava la cosa più logica e più rispettosa dei cittadini del Veneto. Non averlo visto in aula per noi è stata una sorpresa. Non sono soddisfatti delle risposte ricevute i consiglieri regionali di opposizione che per esortare la partecipazione del presidente Zaia all'ultima seduta del Consiglio regionale, quella che mette in esercizio di bilancio provvisorio il Veneto limitandone le capacità di spesa per i prossimi mesi, hanno deciso di andarlo letteralmente a prendere a Palazzo Balbi. Mentre noi siamo in aula a discutere i provvedimenti che impattano direttamente sulla vita delle venete e dei veneti, lui convoca la conferenza stampa a Palazzo Balbi, argomento vari ed eventuali. Oggi toccava ai palazzetti del ghiaccio, dell'hockey e di altri sport invernali, può esserci anche la sagra di paese, può esserci anche una discussione libera con i giornali, che è tutto legittimo, ma il fatto che lui per 5 anni lo abbia fatto scientificamente in contemporanea al Consiglio regionale è davvero una mancanza di rispetto, non dei consiglieri di minoranza, ma del Consiglio regionale tutto. Nel corso del raid a Palazzo Balbi e dell'animato scambio di battute che ne è seguito, i consiglieri di opposizione hanno ripetutamente invitato Zaia a salire in motoscafo con loro per andare in Consiglio regionale. Con l'invito che ha ricevuto a unirsi ai consiglieri e andare in Consiglio regionale, perché ha risposto no? Ma ho risposto chiaramente perché chiedere la presenza del Presidente da giorni dicendo che questa amministrazione è irresponsabile perché manda la Regione in esercizio provvisorio vuol dire raccontare una non verità, per non dire altre robe, perché l'esercizio provvisorio lo devi attuare perché non ci sono i tempi per approvare un bilancio e non lo dico solo io, lo dice il collega del PD della Campania e il collega del PD della Puglia che hanno lo stesso problema. Il bilancio non si riesce ad approvare prima di metà dicembre, perché quelli sono le date. Le opposizioni sono invece dell'avviso che le elezioni si sarebbero potute convocare prima per dare modo alla nuova amministrazione di fare un proprio bilancio, oppure ancora votare un bilancio provvisorio sul quale poi la maggioranza uscita dal voto del 23 e 24 novembre avrebbe potuto operare degli assestamenti. In ogni caso per le opposizioni si tratta di una scelta politica che andava discussa e motivata in aula, dove però, dicono, in questi anni Zaia si è visto poco. Zaia ha una percentuale di presenza in Consiglio regionale del 6%, molto al di sotto della media dei suoi colleghi delle altre regioni che sono oltre il 50% e una percentuale di votazioni ancora più inferiore dello 0, quindi insomma è un voto del tutto insufficiente. Tra l'altro sappiamo che si vuole candidare a consigliere regionale, speriamo che magari con la prossima legislatura possa essere più presente.
Come sapete, Zaia potrebbe, visti anche i manifesti, la discesa in campo, essere capolista in tutte le province per la Lega. Allora, in attesa di sapere il nome del candidato del centrodestra, davvero si sta attendendo forse momenti, forse questa sera, al più tardi domani, e dovrebbe essere Alberto Stefani. Ieri sera a Ring il coordinatore veneto di Forza Italia, Flavio Tosi, ha confermato di fatto l'ipotesi su una sua discesa in campo come capolista in tutte le province, come Zaia, e quindi si profilerebbe un interessante derby dentro lo stesso centrodestra. Sentite. Quanto è vera, se lei può dirci una parola su questo, l'idea che anche lei stesso possa essere in campo, ne abbiate discusso, questo insomma non era un segreto, ma come capolista in tutte le circoscrizioni delle regionali, quindi Flavio Tosi per tirare il voto di Forza Italia. Quanto è vero, qualora ci fosse Zaia dall'altra parte nella Lega? Cioè, quindi sì o no? È vero questa o no? Allora, come se guardate siete attenti osservatori fino adesso della indicazione di Zaia capolista per la Lega, che è legittimo, e devo dire anche sarebbe una strategia intelligente, perché insomma è una figura che porta sicuramente tanto consenso e quindi ci starebbe. Però se vedete a Luca Zaia è stato domandato e fino adesso su quello non ha risposto, ha detto stiamo parlando di tante cose. Anche noi in Forza Italia stiamo parlando di tante cose. Dico che è plausibile che la Lega candidi Luca, anche perché è possibile tecnicamente, candidi Luca Zaia come capolista in tutte le province, è altrettanto possibile che Forza Italia candidi Flavio Tosi capolista in tutte le province. Ecco, e l'uno regge l'altro? Cioè, capisce cosa intendo dire? Che se Questa è una domanda è molto interessante, perché sarebbe il derby. Una risposta vaga e democristiana, può essere. Vabbè, non mi aspettavo. Vabbè, molto interessante, perché... E questo dunque le parole di Flavio Tosi. Allora c'è da raccontarvi di una spaccata in un bar, l'ennesima, con la titolare esasperata, di un garage trasformato in una sorta di outlet della contraffazione, ma poi le novità sul nuovo ponte di Vidor, molto altro ancora, subito dopo la pubblicità. Di nuovo in diretta il telegiornale di Treviso, ripartiamo dalla cronaca e da Villorba. Basta accanirsi con me, contro di me, voglio soltanto lavorare, lo dice Francesca Bruniera, titolare di un bar a Villorba, ha aperto da pochi mesi quest'anno, già 2 colpi appunto in pochi mesi. Io penso che sono le solite, io dico pubblicamente che non c'è niente da rubare, non ci sono soldi, non c'è niente da rubare, non vedo il motivo che continuate a venire nel mio bar, che non c'è proprio niente. Alla sera vi lascio anche la cassa aperta apposta, così si vede che soldi non ci sono. Parla direttamente ai ladri che sono stati nel suo locale Francesca Bruniera, titolare del bar in Via della Repubblica a Villorba, visitato nella notte tra sabato e domenica, un copione che si ripete tristemente a 9 mesi dal primo colpo alla fine di gennaio. È già la seconda volta che vengono a trovarmi e non ho parole, ecco, non so neanche cosa dire. I segni sulla porta d'ingresso raccontano di una vera e propria spaccata, l'uso di un piede di porco, ma non solo, a colpire la vetrata mandata parzialmente in frantumi, forse una mazza. Rispetto alla prima irruzione, stavolta i malviventi se ne sono andati a mani vuote, restano i danni ingentissimi. L'ho sostituita a gennaio di quest'anno, dopo l'altro furto, era completamente nuova, messa nuova e adesso è da rimettere nuova per la seconda volta. Ecco, possiamo quantificare il danno, sono diverse migliaia di euro. 4.500 euro di danni anche questa volta. Sicuramente metterò delle telecamere a breve. Faccio tutte le mie domande per essere in regola e mettere delle telecamere, poi vediamo se tornano e chi sono. In questo bar, aperto solo a inizio anno, Francesca ha messo tutta se stessa, ora chiede di poter andare avanti. Basta con questo accanimento, se è un dispetto, basta. Non vedo il perché di questo accanimento nei miei confronti, non ho fatto niente a nessuno e non vedo perché voi dovete farmelo a me.
A Carbonera un bazar del falso nel garage di un pensionato. Blitz della Guardia di Finanza in un garage a Carbonera. Il proprietario, un pensionato 65enne senza precedenti alle spalle ed ex titolare di una merceria, aveva stipato capi di abbigliamento e borse, ben 658 articoli di marchi contraffatti di noti brand di alta moda come Chanel, Hermès, Dior, Fendi, Tiffany, Gucci. Merce che, messa sul mercato, avrebbe fruttato oltre 100.000 euro al venditore abusivo. L'uomo vendeva i prodotti al pubblico mediante siti internet e social network allo stesso prezzo degli originali, conseguendo consistenti guadagni. L'intervento è stato fatto dopo il controllo sui beni viaggianti effettuati dalle Fiamme Gialle a Treviso di spedizioni contenenti capi riportanti marchi registrati privi dei contrassegni di autenticità destinati all'indagato che è stato ora denunciato. Le indagini evidenziano come la tipologia dei materiali utilizzati, nonché l'accuratezza delle finiture e del confezionamento abbiano raggiunto un livello tale da ingannare anche i consumatori più esperti, rendendo estremamente difficile distinguere tra prodotto autentico e contraffatto senza un esame approfondito da parte di esperti. La Guardia di Finanza, in collaborazione con la magistratura, continuerà a svolgere ulteriori indagini per ricostruire a ritroso la filiera di produzione e distribuzione per salvaguardare le imprese che operano seguendo le regole. E ora parliamo di viabilità nel fare il punto delle opere di questi anni, 100 opere per 91 milioni di euro. Oggi in provincia si è parlato anche del nuovo ponte di Vidor. La provincia, se sarà messa nelle condizioni di avere le risorse, non avrebbe alcuna difficoltà ad occuparsi anche della realizzazione dell'opera, non può certo farlo con risorse proprie. Sul nuovo ponte di Vidor, croce delizia di generazioni di amministratori trevigiani, dal Sant'Artemio si lancia il cuore oltre l'ostacolo. L'ente provincia sarebbe in grado di gestire l'intera partita a chilometri zero, a patto che la competenza sia accompagnata da risorse vere. La stessa provincia nel gennaio scorso aveva avviato il procedimento preliminare di valutazione di impatto ambientale sul progetto da circa 120 milioni di euro, così come proposto da Veneto Strade. Ora il messaggio, soprattutto a Roma, è inviato. Non è una questione di sfide o meno, è una questione di essere oggettivi e realisti. Oggi l'ente provincia non ha le risorse, non credo ce le abbia neanche l'ente regionale in questo momento. Io spero ed auspico che nella programmazione della viabilità si tenga conto anche di questa istanza del nostro territorio. Ente provincia che, nonostante la coperta corta, ha sempre garantito piena operatività. 100 le opere infrastrutturali realizzate dal 2016 per 91 milioni di euro tra rotatorie, piste ciclabili, manutenzioni e ponti. Già ponti perché dopo la tragedia del Morandi proprio le province erano state mobilitate per un monitoraggio straordinario sui manufatti, 36 gli interventi eseguiti sul territorio, 5 i ponti in fase di progettazione da realizzare entro il 2028, come quelli sulla strada Zermanesa Casale sul Sile e sulla provinciale Mostaccina Monfumo sul torrente Musonna, non solo. E avremo anche 3 nuovi ponti che, in virtù di quella ricognizione, ci dicono che è più conveniente demolire il vecchio oppure affiancarne uno di nuovo, così come succederà sul Monticano a Motta di Livenza. Ricordo il più importante come opera, che è quasi 7 milioni di euro, il cui bando di gara è già stato emanato e quindi entro la fine dell'anno dovremo avere la consegna dei lavori. Opere eseguite e in itinere che da oggi possono essere consultabili tramite QR code e sul sito della provincia. Il PD trevigiano, siamo tornati a Treviso, oggi in Consiglio Comunale in queste ore ha chiesto all'amministrazione di farsi portavoce tramite il governo per riconoscere lo Stato di Palestina. Intanto sono ore di tensione per la flottilla ormai a 150 miglia da Gaza. Treviso è una città che ha conosciuto la guerra ed è una città di pace e pensiamo che appunto per questa sua esperienza possa essere portavoce nel governo di una richiesta forte di riconoscere lo Stato di Palestina. E sarà una richiesta all'ordine del giorno in Consiglio Comunale. Il capogruppo del Partito Democratico della città guida la volontà dell'opposizione di spingere l'amministrazione a farsi portavoce tramite il governo affinché si dia un segnale chiaro allo stop all'attacco di Israele sulla popolazione palestinese.
palestinese. Noi pensiamo che riconoscere lo Stato di Palestina oggi sia il modo migliore per chiedere di avviare una trattativa. Italia che manca nello scacchiere internazionale nel riconoscimento dopo che altri paesi europei hanno dato il via al procedimento. Oggetto di dibattito anche all'Assemblea delle Nazioni Unite della scorsa settimana. Intanto continua il viaggio della Global Summon Flottiglia, ormai giunta a quasi 150 miglia da Gaza. Ci stiamo avvicinando velocemente alla zona di rischio. Quando arriveremo alle 150 miglia da Gaza significa che abbiamo raggiunto il punto in cui le altre flottiglie prima di noi sono state intercettate da Israele, e sarà anche il punto in cui le navi che ci hanno accompagnato finora, quella italiana, turca e spagnola, torneranno indietro come a lasciar fare Israele, perché forse i loro interessi sono più importanti delle persone che invece sono qua. A bordo con la giornalista Barbara Schiavulli anche numerosi volontari e volontarie. 44 paesi, decine di barche, persone anche normalissime che hanno voglia di non sentirsi più impotenti dopo 2 anni che i governi non fanno niente. Israele ci ha colpito quando eravamo in acque internazionali. È impensabile pensare che gli aiuti non possano arrivare da mare, sarebbe assolutamente più semplice. Bisogna far sì che la gente dica ai propri governi che cosa vuole per il futuro del mondo: giustizia, pace, ed è quello che per il motivo che ci spinge a continuare e anche a rischiare che possa succederci qualcosa. Ma queste persone lo fanno perché credono che l'umanità sia ancora il punto di partenza per un mondo migliore. Cambiamo decisamente argomento. A Pederobba la banca del paese dimezza i servizi, l'amministrazione comunale sulle barricate. Ora, dopo aver chiuso la filiale di Onigo, vogliono chiudere anche il servizio cassa della filiale di Pederobba. Basta, è ora di finirla, di spremere la nostra cittadinanza. Queste persone hanno il diritto di avere un servizio degno di questo nome. Spero che Intesa San Paolo ci ripensi. Va direttamente all'attacco Marco Turato non appena la notizia si diffonde in paese, ovvero la sospensione dei servizi di cassa nella filiale di Pederobba a partire dal 20 ottobre. Desertificazione bancaria, il nome di un fenomeno che da queste parti assume anche altri connotati, come ricorda il vice sindaco Fabio Maggio, vicepresidente anche in provincia di Treviso. È inaccettabile questo atteggiamento da parte di un istituto che ha rilevato le attività dell'ex Popolari per €1. Ci aspettavamo maggiore considerazione e maggior rispetto per un territorio che ha già subito abbastanza. Lo stesso sindaco parla di un portafoglio clienti inimmaginabile. Sullo sfondo del resto c'è uno dei crack più eclatanti degli ultimi decenni, una ferita ancora aperta. La gente per bene, umile, grandi lavoratori, i quali si sono visti beffare da Veneto Banca rubando i loro risparmi. Oltre il danno anche la beffa. Interesseremo immediatamente a tutti i livelli istituzionali la politica per fermare il depauperamento dei servizi bancari del territorio. Abbiamo bisogno di banche più vicine ai cittadini ed imprese. Da qui la mobilitazione dai territori a Roma. Pederobba è l'ultimo caso di una lunga serie. Pensiamo che questi siano servizi assolutamente essenziali per comunità di dimensioni piccole come quelle dei nostri paesi, e faremo il possibile come Forza Italia tramite anche i nostri parlamentari per sensibilizzare gli istituti di credito a non chiudere queste filiali e questi servizi. Le polemiche che riguardano non solo Treviso ma anche il Veneto, a partire un velocissimo flash da Venezia. L'avete visto e sentito sul Veneto, su Venezia, sui TG nostri di questi giorni, il caso di Beatrice Venezzi e le barricate alla Fenice. Beatrice Venezzi era prevista domani sera al Festival delle Idee a Mestre, ma ha declinato in queste ore l'invito. Vi leggo solo alcuni passaggi della lettera che ha mandato agli organizzatori del Festival delle Idee. Avevo accettato con gioia l'idea di partecipare al Festival delle Idee per parlare di musica. In questi giorni si sono intersecate alcune vicende contraddittorie. Innanzitutto la gratificazione immensa di essere nominata direttore musicale della Fenice. A margine però ho letto anche alcune polemiche che non posso, dice, e non voglio commentare, pur se ritengo ingiustificate alcune critiche che definirei ad altri contesti destinati. Dice ancora Venezzi: noi di Lucca quando si tratta di battagliare siamo sempre in testa,
lo sanno tutti, ma in questo caso si tratta di avere grande rispetto per le istituzioni. Credo che sarebbe sbagliato in un momento così delicato se una parola male interpretata o un qualsiasi altro evento non previsto potesse suonare a mo' di provocazione, ed è per questo che dice non ci sarò domani sera al Festival delle Idee. Questo è il caso Venezia, che come abbiamo visto nel telegiornale di Venezia è finito anche sulle pagine del New York Times, e poi c'è la polemica più nazionale ma che sicuramente fa discutere, quella l'abbiamo raccontata ieri di Enrico Brignano, che ha definito a Domenica In i veneti massa di ubriaconi, e oggi c'è la presa di posizione anche del consigliere regionale Sandonà, che fa una richiesta ben precisa. Questo signore credo che non debba più essere visto nella televisione pubblica. Il riferimento è al comico Enrico Brignano, finito nella bufera dopo la sua battuta sui veneti definiti una massa di imbriaconi durante un'intervista nel salotto di Domenica In. Oltre alla condanna bipartisan del mondo politico, anche sui social molti veneti hanno esternato all'attore romano tutta la loro indignazione per quella che è sembrata un'offesa gratuita. Ora arriva la lettera del consigliere regionale della Lega Luciano Sandonà, indirizzata al Consiglio d'amministrazione della RAI. L'attore ha deliberatamente esternato varie affermazioni che risultano gravemente offensive nei confronti della popolazione veneta, ha scritto Sandonà, secondo il quale quelle parole non erano né comiche né ironiche. È dovere di un consigliere regionale, del Consiglio regionale del Veneto, oltre che biasimare un comportamento del genere, anche segnalarlo al dovuto organo che poi dovrebbe sovraintendere l'organizzazione e il funzionamento delle trasmissioni RAI, che ricordo è un servizio pubblico pagato da tutti i cittadini, compresi i veneti. È bene non dimenticare che il Veneto attuale è una regione traino, una delle prime in Europa per produzione, PIL pro capite, turismo ed iniziative culturali, scrive ancora Sandonà. Il Veneto, dice, merita rispetto. Una delle pochissime regioni nel nostro paese che fa un avanzo fiscale, detto che è un avanzo fiscale di 15 miliardi di euro, tradotto in termini più terra a terra, diciamo, manteniamo anche tutto il resto del paese, compreso quelli che magari ci prendono un po' in giro. Con questo, aggiunge poi il consigliere leghista, non significa che non si possa fare battute sui veneti. Quando c'è ironia, ma in quelle affermazioni di domenica scorsa abbiamo colto tutt'altro che ironia. Sulla discussione interviene anche il candidato alla presidenza del Veneto per il centro-sinistra Giovanni Manildo. Il governatore Zaia si è subito levato in difesa del Veneto e ovviamente ha fatto bene, però indignarsi non basta. Bisogna anche lavorare con più energia per sovvertire un'immagine della nostra terra che evidentemente continua ad essere diffusa. Dobbiamo rimboccarci le maniche e imbarcarci in un lavoro per raccontare al resto d'Italia e del mondo cos'è la nostra regione. Allora, in questi giorni abbiamo raccontato le reazioni dei politici, ma poi ci sono le reazioni di chi come Brignano fanno gli attori e chi fa il comico e l'attore come Brignano. E allora sentiamo questo passaggio di Igor Barbazza e Davide Stefanato, che ben conosciamo, attori trevigiani, attori veneti, protagonisti anche spesso nei nostri palinsesti, e sentiamo cosa hanno da dire a Brignano. Guardate. La regione più visitata d'Italia è il Veneto. Ciao, il saluto più diffuso al mondo è Veneto. Il Galateo è Veneto. La prima donna laureata al mondo è veneta. La mostra del cinema più antica del mondo è veneta. Le ville palladiane, considerate tra le più belle d'Italia, sono venete. Il tiramisù, dolce tra i più celebri e apprezzati del mondo, è veneto. Marco Polo, il viaggiatore più conosciuto della storia, è veneto. L'Università di Padova, una delle più antiche della storia, è veneta. È una delle città più amate, più visitate al mondo, costruita sull'acqua, è veneta. E tutto questo. O che abbiamo fatto da imbriaghi, pensa se fossimo stati sobri. Ciao Enrico. Ti aspettiamo in Veneto. Allora, meglio di tutto è sempre l'arma dell'ironia, e quindi questo è il messaggio di Igor Barbazza e Davide Stefanato a Enrico Brignano. Noi andiamo nel Bellunese. Dove c'è una comunità in lutto è quella di Borgo Valbelluna, la scomparsa, l'abbiamo raccontato ieri, del 29enne Daniel Pastorello, lo schianto avvenuto nel tardo pomeriggio. Daniel era un infermiere ma anche un volontario dei Vigili del Fuoco e oggi sono loro a ricordarlo.
È il giorno del dolore e della commozione all'NTI di Borgo Valbelluna per la scomparsa del 29enne Daniel Pastorello, strappato alla vita dopo aver centrato in sella la sua moto alla fiancata di un pick-up all'altezza della frazione di Villa Piana, finendo sbalzato per una decina di metri, un urto devastante che non gli ha lasciato scampo. Infermiere al Santa Maria del Prato e vigile del fuoco volontario alla caserma di Feltre, con la sua scomparsa Daniel lascia un vuoto immenso nelle comunità del Feltrino e della Valbelluna, in cui era conosciuto per il suo impegno caratterizzato dal sogno, purtroppo infranto, di vivere una vita a soccorso del prossimo. L'intera comunità di Borgo Valbelluna, in particolare di Lentiai, è profondamente scossa da questa nuova e dolorosa e immane tragedia. Siamo turbati tutti quanti e per questo l'amministrazione comunale, anche a nome di tutta la comunità, desidera in qualche modo stringersi attorno con affetto e con cordoglio a tutta la famiglia. Il ricordo commosso arriva anche dai colleghi del distaccamento Feltrino dei Vigili del Fuoco, dove Daniel ha saputo lasciare il segno con una partecipazione che sconfinava oltre i confini della formalità, con l'approccio di chi mette il cuore nel quotidiano, con il suo entusiasmo, la sua passione, la sua disponibilità. Di Daniel può soltanto parlare bene, in quanto lui era sempre disponibile nel tempo che aveva a disposizione per venire a aiutare e dare il servizio, e anche quel giorno era disponibile, quindi se quel giorno fosse stato bisogno qua da noi lui sarebbe sicuramente arrivato. Adesso dobbiamo soltanto ricordarlo per tutte le cose buone che ha fatto, e ci metteva proprio il cuore e la voglia di fare, ci teneva tanto alla divisa e ci teneva tanto a fare in modo che i problemi che poteva avere il distaccamento fossero risolti e trovare sempre una soluzione. Di persona dalla grande umanità, educata e sempre a modo, parla anche l'azienda ospedaliera, qualità che continueranno a vivere nei pensieri e nelle azioni dei colleghi e di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo, le parole del commissario Giuseppe Dalben. E adesso la viabilità, con la chiusura ad esito positivo della conferenza di servizi decisoria. Il cantiere per la variante di Longarone alla statale 51 di Lemagna potrebbe vedere presto la luce. La notizia è proprio di queste ultime ore, che è stata di fatto approvata dalla conferenza di servizi. Ora aspettiamo la validazione da parte del Consiglio Nazionale dei Lavori Pubblici e poi l'opera Simico la potrà appaltare. È tra le opere più attese nel quadro dell'eredità infrastrutturale olimpica e una volta realizzata diventerà uno degli snodi cruciali della viabilità da e per le Dolomiti. Si avvicina il giorno della posa della prima pietra per il cantiere della variante di Longarone, un bypass composito di gallerie e viadotti che permetterà di scavalcare l'imbuto sovente congestionato del paese ai piedi della diga del Vajont. 400 milioni di euro l'importo di un progetto oltremodo discusso e criticato, con le richieste dei cittadini, infine accolte da Simico, di rivedere quel disegno iniziale comprensivo di un viadotto alto 10 metri da erigere sul letto del Piave. Devo ringraziare sicuramente il commissario straordinario di Simico Saldini, che ha accolto un po' le nostre osservazioni, soprattutto riguardante quel tratto di variante dalla confluenza col Maia alla Fiera, che era davvero eccessivamente impattante. Questo ovviamente ci rasserena, ci rende felici. 11,2 chilometri, di cui 1600 metri di gallerie e 7 viadotti, i numeri del nuovo tracciato che dalla corrispondenza con lo svincolo terminale dell'A27 a Soverzene permetterà di raggiungere in destra orografica il tunnel a nord di Castellavazzo. Un percorso di circa 3 anni che mi auguro possa veramente risolvere in maniera definitiva il problema del traffico a Longarone. Previsto intanto per la fine dell'anno il termine dei lavori alle varianti di Tai e Valle di Cadore, un silenzio inquietante invece quello legato alla bretella di San Vito. Dallo stop dei lavori conseguente al cedimento imprevisto di una parte del terreno nel nuovo tracciato, sembra plausibile presumere che il progetto possa subire rivisitazioni e integrazioni anche consistenti, sulle quali però non è ancora stato dato sapere. Il presidente della provincia resta cautamente ottimista. Per quanto riguarda Tai e Valle, sapevo già che tra dicembre e gennaio dovrebbero essere aperte le 2 gallerie. San Vito era un intervento più complesso, mi auguro che anche addirittura d'arrivo sul filo di lana almeno si possa aprire anche San Vito.
E adesso parliamo del trofeo Regolarità al Pago, giunto alla sua quinta edizione che ritorna sabato 18 ottobre. Il rombo dei motori, il fascino intramontabile delle auto storiche e lo spettacolo dei paesaggi alpini sono questi gli ingredienti della quinta edizione del Trofeo Regolarità al Pago, in programma sabato 18 ottobre 2025 a Pieve dal Pago. Un evento che promette emozioni e grande partecipazione. L'anno scorso sono state 45 le auto in gara, stavolta si prevede un numero ancora maggiore di concorrenti. La partenza è fissata alle 11 dalla piazza di Pieve dal Pago. L'arrivo alle 16:30, dopo un percorso di 150 km con 30 prove cronometriche e 5 controlli orari. Gli equipaggi attraverseranno l'Alpago, il Nevegal e la suggestiva foresta del Cansiglio, con 2 prove speciali nei pressi dell'ex hangar militare. Immerse nel verde dei boschi, tra i profumi della natura e i colori autunnali, le auto storiche moderne sembreranno fondersi con il paesaggio. La pubblicazione delle classifiche avverrà alle scuole elementari di Pieve dal Pago. Seguono le premiazioni alle 17:30. Un appuntamento che nasce dalla passione di Pier Vincenzo De Pra, organizzatore e anima del trofeo, che porta avanti l'amore ereditato dal padre per le vecchie 4 ruote. Le iscrizioni sono già aperte per tutti gli appassionati. Davvero tutto, grazie per averci seguito, il meteo e poi la nostra programmazione. Arrivederci.